Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, 23:02 minuti per chi ci guarda in diretta, ultima edizione giornaliera della nostra finestra informativa. Apriamo subito con la cronaca, aggiornamento per quanto riguarda l'incidente stradale accaduto nel pomeriggio di oggi a Mariano del Friuli. Vi avevamo dato nel corso dell'edizione sera le notizie che c'erano giunte un po' frammentarie e finalmente poi si è un po' risolto il giallo del sinistro. L'incidente, come detto, si è verificato intorno alle 17:30 nel parcheggio del campo sportivo comunale di Mariano. Una persona di 66 anni in sella alla sua moto è stato colto da un improvviso malore, perdendo il controllo del mezzo e terminando la corsa all'interno di un appezzamento agricolo. Sono stati alcuni automobilisti in transito ed altre persone presenti a prestargli i primi soccorsi e ad allertare poi attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto i sanitari giunti dal punto di primo soccorso dell'ex ospedale di Cormons in ambulanza e a supporto anche l'eliambulanza fatta decollare dall'aerobase di Campo Formido e atterrata nell'adiacente campo sportivo. Dopo averlo stabilizzato a bordo del mezzo è stato trasferito all'ospedale di Udine dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni, prognosi riservata. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. E adesso vediamo una notizia dell'ultima ora. Due incendi si sono sviluppati nella tarda serata in provincia di Pordenone, il primo nella frazione di Tiezzo di Azzano Decimo, una canna fumaria. Sul posto sono giunti celermente i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone insieme agli agenti della polizia locale di Azzano Decimo. Per fortuna le fiamme non si sono estese ad altre abitazioni, le persone all'interno sono state fatte immediatamente uscire. Il rogo è stato prontamente domato, nessuna persona è rimasta ferita. Poi intorno alle 21 a Cordovado un altro incendio sempre per una canna fumaria difettosa, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. Per fortuna anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. I vigili del fuoco hanno agito tempestivamente risolvendo il problema. E adesso restiamo in tema regione per un servizio che ci arriva da Trieste, come sapete insomma tema vaccini collegato eccetera. Abbiamo sentito nell'edizione della sera l'intervento del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e adesso la voce dell'opposizione, quella di Cristiano Sciauli, numero uno del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, nonché consigliere regionale dello stesso movimento politico. Dopo 15 giorni che siamo agli ultimi posti per numero di contagi e per numero, ahimè, di decessi, il Presidente Federica viene in aula a chiedere unità e a chiedere a tutte le forze politiche di non strumentalizzare. Noi non abbiamo strumentalizzato in passato e continueremo a non farlo, però chiediamo risposte concrete per i cittadini di questa regione. È inutile tirare i numeri per la giacca. La situazione della sanità pubblica in questa regione, le difficoltà della sanità pubblica e del tracciamento in questa regione sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini e le famiglie li provano costantemente e quotidianamente. Ora c'è il bisogno di risposte concrete.
E adesso parliamo di altri argomenti per dire che Coop Alleanza 3.0 apre la sua accademia, anzi la sua Corporate Academy, che mette a sistema la sua offerta formativa aperta a tutti gli oltre 21.000 lavoratori delle sue sedi e dei 400 negozi in 9 regioni italiane, dando anche la possibilità di confrontarsi, scambiarsi conoscenze e trovare occasioni di approfondimento sull'attualità. Già lo scorso anno Coop ha erogato 86.628 ore di formazione a circa 20.000 dipendenti. Ed ora, come abbiamo già trattato nelle precedenti edizioni, parliamo del ricordo dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, perché continuano gli eventi in Friuli Venezia Giulia, perché partono con il Dante D del 25 marzo, le celebrazioni dantesche a cura del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, partner della Fondazione De Claricini Dor Packer nell'ambito del progetto Tutte quelle vive luci, con l'apporto artistico del Centro Iniziative Culturali per l'allestimento delle mostre dedicate a Dante 700 e di PEC, Presenza e Cultura per gli eventi e le produzioni musicali a tema. L'anteprima del cartellone sarà giovedì 25 marzo a cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone, nel segno del Dante che parla ai giovani, così come faranno molti altri appuntamenti in cartellone. Dalle 10.30 sui canali social del CICP sarà online la videoproduzione che vedrà protagonisti gli autori del volume I mostri di Dante, edito Salani, Laura Vaioli, autrice di libri Pop per ragazzi, il disegnatore Giacomo Guccinelli, autore delle illustrazioni, e Mirko Volpi, docente di linguistica italiana all'Università di Pavia e studioso di Dante. Un appuntamento per spiegare ai giovani come è nata la Divina per più piccoli, moderato dal fumettista Marco Tonus, curatore dei corsi di fumetto al Centro Iniziative Culturali Pordenone. Il volume rimarrà in consultazione nella biblioteca del Centro Culturale Casa Antonio Zanussi di Pordenone, dove ha sede il Centro Iniziative Culturali Pordenone. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vi diamo appuntamento come sempre nella mattinata di domani, saremo in trasferta, vi anticipo subito perché siamo collegati da Udine intorno alle 10.40 circa per un live da Borgo Stazione con un personaggio importante che ci racconterà quello che accade direttamente in loco. Dunque intorno alle 10.40, 10.45 circa saremo, ripeto, con la prima edizione in trasferta live da Borgo Stazione a Udine con linea diretta mattina. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, buonanotte a tutti. Would you like to taste a beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2 raw barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Panchera farm. Good seeds, good fruits. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.